al Palafarfalle per seguire Cellini-Padova contro Secure Fox Ariosto Ferrara. La giornata, come vi dicevo, le due squadre hanno bene in testa, avevano bene in testa questa partita da tempo. Di Prela, Bevelin Ingarrua, prova a mettersi in ritmo, grande incursione, buona palla verso Vanessa Giogap, ma gran parata di Ferrari e poi Michela Barresi, palla dentro, attenzione al recupero veloce adesso di Padova, prova ad andare Prela, palla verso Ingarrua, palo pieno, di andare nell'1 contro 1 e l'ha sfruttata alla grande, poi c'è tantissimo spazio per Karel Giogap che con forza riporta in vantaggio la Cellini. Ricade molto bene, occhio a Katia Soglietti, c'è il passivo chiamato da Tempone. Poi la palla dall'altra parte, come fa a girare bene da destra a sinistra. Padovane, invece la difesa di Ferrara fino a questo momento è sembrata un pelo più solida, ha fatto un po' più fatica la Cellini a cercare il gol e a trovare il gol. Karel Giogap, grande incursione, datrice di Ferrara per dire, però poi in difesa rischia poi nell'1 contro 1. Di Ferrara si fa vedere ancora una volta, attenzione a Prela, gran passaggio, Barresi, parata di Ferrari! Non l'abbiamo vista fare parate degne di nota in questo momento. Poi virata di Vanessa Giogap che riesce a superare l'avversaria. Grande prateria per Giorgia Meneghini. Altra gran parata. Si sta gasando Ferrari. Si sta gasando. È tornata adesso Ferrari in tempo. Prova adesso a contribuire adesso col vantaggio numerico Padova. C'è una prateria per Bevelin Ingarrua. Ma gran parata di Ferrari alla sinistra. Dopo che era stata preferita Ferrara a partire dall'inizio. Tanic, grande incursione. Trova un grande spazio dopo la finta di passaggio. Palla dentro. E vantaggio Ferrara, c'è tanto spazio per Prela, parata di Ferrari! Una fatica a sbloccarsi anche con i tiri aperti, proprio perché quando il portiere è così bravo tipo dà anche un po' di sfiducia, però ci pensa ancora una volta Bevelin Ingarrua. Mano, ok a Tanic, palla larga verso il terzino, conclusione! A fin di palo! Bevelin Ingarrua, prova a gestire, prova 1 contro 1, Serena cerca spazio, lo trova, palla dentro, Ferrari, poi va dall'altra parte verso Giorgio Meneghini. Deviazione. 8 secondi alla fine, c'è passivo, vediamo cosa combina, Bevelin Ingarrua, traversa rete all'ultimo secondo, guarda il cronometro, aspetta, si eleva in cielo e spara una bordata pazzesca. Poi c'è passivo, Tamic deve fare qualcosa, tiro basso, Martina Brock ci mette una pezza e ancora Giorgia Meneghini, c'è passivo, deve tirare Padova un'altra volta, Vanessa Giogap, grande palla verso Bevelin Ingarrua, di rifinitura e di passaggio, come in questo caso, anche se era un po' impreciso, per Giorgia Meneghini, si mette in ritmo, Vanessa Giogap è entrata in partita. C'è il taglio, provato, la conclusione, quando Petrova ha lo spazio, ha la potenza per mettere la palla dove vuole, importanza capitale. Giorgia Meneghini, 1 contro 1, ben fatto, conclusione, anzi un pallonetto! Giorgia Meneghini! Gran conclusione, poi anche un bello sguardo alle telecamere. Gran conclusione Giorgia Meneghini che ci mette anche un po' della sua magia. Ok Tanic, prova a rispondere, palla dietro, conclusione murata, poi la deviazione Martina Brock! Vittoria difensiva di Padova. Ancora Tanic, palla dietro. Poi attenzione al recupero di Serena Ingarrua, per un attimo litiga con la palla, preferisce andare da Karel Giogap, 1 contro 1, Karel prova ad andare, Karel Giogap sotto la traversa, subisce il contatto di Tanic, è il suo secondo 2 minuti. Cercare di essere paziente, Katia Soglietti contro Martina Brock, Martina Brock, ovviamente seguiamo l'azione, Prela, grande incursione, Michela Barresi che si toglie un macigno. Pallamano champagne quasi, poi c'è tanto spazio per Soglietti che prova ad andare e la mette dentro. Conta la rovescia del Palafarfalle. La Cellini Padova vince una partita fondamentale in rimonta contro la Secure Fox Ariosto Ferrara.